Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne Eucaristia pasquale riceveremo la benedizione papale che, attingendo al tesoro di grazia della Chiesa, ci donerà l'indulgenza plenaria con la rimissione di ogni pena dovuta per i nostri peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e invochiamo il dono pasquale della riconciliazione. Fratelli, sorelle, tutta la Chiesa è in festa per la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Anche noi con il battesimo siamo risorti a vita nuova e ora vogliamo fare memoria di questo inestimabile dono, ricevendo l'aspersione con l'acqua battesimale che è stata benedetta questa notte durante la veglia pasquale. Ognuno di noi, sinceramente pentito dei suoi peccati, possa sentirsi rinascere a una vita nuova e ricevere così il perdono del Padre. Ripetiamo insieme: Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Padre, gloria a te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti della salvezza. Gloria a te, Signore. O Cristo, gloria a te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel fonte battesimale con la parola della vita. Gloria a te, Signore. O Spirito Santo, gloria a te che dalle acque del battesimo ci fai rinascere come primizia della nuova umanità. Gloria a te, Signore. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
di San Tiziano, Vescovo, e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pax hominibus, bone voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio unigenito hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna,
concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Ci alziamo in piedi per il canto della sequenza. Possiamo seguirla al numero 249 del libretto. Facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Noi cristiani siamo persone un tantino strane. Siamo gente strana che, pur sapendo come va il mondo e soffrendo, realmente soffrendo per come stanno andando le cose in tante parti del mondo, continua a cantare Alleluia e a fare festa. Siamo gente che fa Pasqua, che si scambia gli auguri, che dice e ascolta parole che osano parlare di vittoria della vita sulla morte, anche quando tante cose non vanno come potrebbero e come dovrebbero andare. E viene da chiedersi: che stranezza è la nostra? Non vorremmo che fosse quella degli ingenui, degli illusi o dei distratti. Non vogliamo chiudere gli occhi davanti alla realtà, né ignorare il dolore che segna la vita di tante persone. Vorremmo che fosse una stranezza diversa dalla ingenuità, ma anche una stranezza del tutto normale, cioè accessibile a tutti e significativa per tutti, perché in fondo la nostra stranezza non consiste in altro che nel dare fiducia alla vita.
Noi accogliamo come degna di fiducia la parola che in questo giorno santo, annuncia: Gesù, il crocifisso, è risorto dai morti ed è vivo per sempre. Diamo fiducia alla parola dei profeti, diamo fiducia a Simon Pietro e all'altro discepolo che videro e credettero. E questo annuncio non solo parla di vita, è un annuncio che fa vivere e, per quanto possa sembrare strano, corrisponde al desiderio profondo di vita che abita in ogni essere umano. Pasqua è la conferma che vivere è una cosa buona. Nemmeno le disgrazie più terribili possono cancellare la bontà del fatto di esistere, qui, ora e nell'eternità. Vivere è una cosa buona, che non vuol dire facile, che non vuol dire sempre piacevole. Vivere spesso è faticoso, chiede di affrontare problemi di salute, di relazioni, ma vivere è cosa buona ed è in forza di questa bontà, percepita anche quando non ne siamo del tutto consapevoli, che continuiamo ad andare avanti giorno dopo giorno senza rassegnarci di fronte alle fatiche e ai fallimenti. È in forza di questa bontà che tanti cristiani nel mondo accettano di essere perseguitati piuttosto che fare violenza. Forse non tutti si comportano così, ma molti lo fanno. Ed è in essi che vediamo cosa significa essere cristiani. Ecco allora la nostra stranezza. Una stranezza che ci fa dire che reagire al male con il bene è meglio che reagire al male con la violenza, pretendendo di far fuori l'avversario. Una stranezza che ci fa dire che preoccuparsi del bene di tutti è meglio che limitarsi a pensare a se stessi, e che vale la pena lottare per la giustizia, per la pace, per un mondo più abitabile per tutti. Ci ostiniamo a credere che la vita sia un bene, non perché siamo stravaganti, non perché siamo ingenui, ma perché ci fidiamo del Vangelo che annuncia la vittoria della vita sulla morte. E perché, aiutati da questo stesso Vangelo, ci fidiamo del desiderio di bene e di vita che abita in noi. Questa è la Pasqua che celebriamo, questa è la parola affidata a noi, popolo santo di Dio, affidata alla Chiesa di Vittorio Veneto, perché ne sia testimone in questo nostro territorio. Questa è la speranza che siamo chiamati a custodire, ad annunciare oggi, in questo mondo complicato. Gesù, il crocifisso, è risorto, è vivo. La vita, nonostante tutto, è cosa buona. È buona, nonostante tutto, questa vita. E sarà buona la vita eterna, nella quale Gesù, il risorto, ci permette di credere e di sperare.
Al numero 33 del libretto dei canti troviamo il testo della professione di fede. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Rucini fixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi.
In questo giorno che celebra il fulcro della nostra fede, con il cuore pieno di gioia ci rivolgiamo a Dio, perché il suo progetto di amore, realizzato in Cristo, venga accolto pienamente dall'umanità intera. Preghiamo e ripetiamo insieme: per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di gioia. Trasforma la tua santa Chiesa, generata dal Cristo sulla croce, e fa che viva sempre nella sua luce di risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di vita. Trasforma le regioni dilaniate dalla guerra, sostenendo quanti cercano la pace, e dona successo ad ogni tentativo di riconciliazione. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di luce. Trasforma il nostro Paese e libera la terra dalle tenebre del male e della violenza, per vivere da fratelli. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di speranza. Trasforma i giorni di coloro che si trovano nella sofferenza e infondi loro coraggio e fiducia per affrontare la prova alla luce della Pasqua. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di risurrezione. Trasforma la vita di tutti noi e confermaci nella fede, speranza e amore, capaci di essere sempre testimoni gioiosi del regno di Cristo risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Signore Gesù, che con i tuoi insegnamenti e la tua vita illumini il mondo immerso nel peccato e nella morte, aiutaci a riconoscere la nostra dignità di figli di Dio e a vivere come testimoni luminosi del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore risorto ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito di Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché, rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Eccellenza Reverendissima Vescovo Riccardo, la comunità della Chiesa in Vittorio Veneto, da te governata e presieduta, ti rivolge gli auguri di una Santa Pasqua. Non è un augurio rituale di circostanza, poiché esso si sostanzia di gratitudine e di un cammino sinodale. Di gratitudine perché tu, successore degli Apostoli, ci hai confermato nella fede nel Cristo risorto. In questi giorni abbiamo fatto con te memoria della passione e della morte in croce di Gesù il Nazareno. E con questa morte è sembrato a molti, a tanti, che fosse messa una pietra davvero tombale sulla sua vicenda umana di profeta potente in opere e in parole. La morte è sembrata imporre il suo dominio e viviamo in tempi in cui qualcuno minaccia di riportarci indietro all'età della pietra. Il demone della morte sembra aver stabilito la sua tenda in mezzo a noi che questa mattina abbiamo trovato il sepolcro vuoto. Tu hai detto: perché cercate tra i morti quello che vive? Questa notte lei lo ha ripetuto per 2 volte, ha parlato del vivente. Tu ci hai confermato che Cristo è risorto, tu ci hai distribuito parole di vita eterna. Per questo abbiamo detto nella sequenza pasquale: Scimus Christum surrexisse a mortius vere. Sappiamo che Cristo è morto davvero, non è una fantasticheria, è questa la nostra storia. Un cammino sinodale. Se Cristo ha cambiato il crisma della storia umana con la sua risurrezione, noi ci impegniamo a camminare con te, accanto a te, dietro di te, chiedendoti una parola di indirizzo, impegnandoci a testimoniare la risurrezione nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle nostre comunità, nelle nostre sofferenze come nelle nostre gioie, nelle nostre debolezze come nei nostri successi, con una sola certezza: Cristo ha vinto la morte. Buona Pasqua da tutti noi, a te nostro pastore, al presbiterio, a Don Graziano, a tutta la comunità della Chiesa di Vittorio Veneto. Grazie. Ringrazio di cuore, anche un po' commosso, il professor Di Nunno per il suo saluto a nome della comunità di Vittorio Veneto. Ringrazio i piccoli bambini che hanno portato questo dono segno di speranza e di vita.
e come mi capita spesso di dire in questi mesi, io dovrei essere qua e spero di essere qua per confermare nella fede i fratelli e le sorelle, ma capita anche spesso, anzi direi il più delle volte, che io vengo confermato nella fede dall'incontro con le comunità della diocesi, con questa comunità. Andiamo avanti assieme in cammino sinodale, ci diamo anche un po' l'appuntamento per la Pentecoste, quando sarà consegnata la lettera pastorale, saranno consegnati gli orientamenti pastorali che dovrebbero aiutarci un po' a camminare insieme e testimoniare il Vangelo in questo tempo, nella storia in cui ci è dato di vivere. Ecco, un saluto grande a tutti coloro che ci seguono anche attraverso la Tenda TV, Radio Palazzo Carli. Giunga anche a loro l'augurio di una buona Pasqua, soprattutto a chi è in situazioni di fatica, di malattia, di infermità. Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile anche queste celebrazioni con la loro pazienza, il loro servizio, il lavoro. Grazie ai ministranti che in questi giorni sono particolarmente impegnati. Grazie al coro della cattedrale che ci ha permesso di celebrare in maniera così coinvolgente la Pasqua. Grazie ai diaconi, grazie a tutti voi e a tutti giunga per l'annuncio: Cristo è risorto, è veramente risorto. Il nostro venerato Padre Riccardo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Riccardo, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia.